Streetnews.it, siamo qui al Teatro Nadur con Federica Raimo Sì. per la seconda edizione dell'Amore Conta, una serata che unisce lo spettacolo alla solidarietà, perché parte degli introiti andranno a Carlo, un ragazzo di 16 anni in cura al Bambino Gesù di Roma. Quanto conta essere qui stasera? Innanzitutto sono felicissima di essere qui stasera e ringrazio Davide di avermi invitata perché io ci sono sempre per queste cose e quindi se unire la musica, unire tanti cuori per una causa giusta può essere qualcosa di importante per questo bambino, io sono felice di questo. Offrire un po' del proprio talento a chi ne ha più bisogno. Certo, sempre, sempre. Infatti io i maggiori eventi che ho fatto e che ricordo con affetto sono quelli che ho fatto per beneficenza, quindi li farò sempre perché torni a casa con un po' di soddisfazione e sono soddisfazioni migliori, veramente. Allora, che cosa ci proporrai stasera? Sì, stasera proporrò due pezzi, uno di Pino Daniele, Se tu fossi qui, e la voglio dedicare proprio a Carlo, e un pezzo di Etta James anche per ricordarlo con allegria, I just wanna make love to you. Benissimo, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Sì, un saluto a tutti i lettori di Street News, un bacio. Grazie.